Nonostante le difficoltà siete riusciti a portare a casa questo evento importantissimo per la vostra comunità e per la valorizzazione dei malghesi. Sì, indubbiamente, non è stato facile, devo dire la verità, e devo ringraziare nel modo più sincero a ProLave, in particolare il direttore Bernardi, che si è profuso veramente insieme al presidente naturalmente Borga. È stato fatto un po' tutto in velocità. Riconosco che la location, pur quanto bella sia, è piacevole perché siamo sempre ai piedi della montagna, certamente non rappresenta la montagna, il luogo di produzione dei formaggi, ne sono perfettamente consapevole, però le soluzioni erano due: o non si faceva o si faceva qui, e credo che proprio per la promozione, per valorizzare, per far conoscere, scoprire, ma comunque per mantenere viva questa tradizione che ha raggiunto la 28esima edizione, sia stato necessario fare la scelta migliore, che era quella di trasferirla temporaneamente, e auspico solo per questa edizione qui in piazza. Spero proprio per il prossimo anno di poter ritornare nei luoghi più idonei dove il formaggio viene prodotto, anche se devo dire la verità, con piacere e anche con soddisfazione registro una presenza numerosa di visitatori e questo, ecco, ci aiuta un po' a superare anche qualche polemica che abbiamo ricevuto in queste ultime settimane, però è normale, dovevamo cercare di fare qualcosa piuttosto che perdere questo importante appuntamento, abbiamo rischiato questa soluzione.